25 giugno 1984. Muore a Parigi Michel Foucault, storico e filosofo francese fra i grandi pensatori del XX secolo. Il tema centrale del suo pensiero è la conoscenza. Ad essa Foucault lega la storia stessa della cultura dell'Occidente. L'uso che della conoscenza fa la Chiesa o la scienza determina la struttura della società. La storia è dunque il risultato di momenti di grave crisi delle verità seguiti da periodi di relativa stabilità, in cui una serie di discorsi domina sugli altri. I lavori di Foucault si concentrano sullo studio delle grandi organizzazioni sociali, prigioni, ospedali e scuole, contenitori e luoghi discriminatori del sapere. Il suo libro ha suscitato una reazione robusta e indignata di Jean-Paul Sartre. No, è stato un fatto vivacissimo che ha alimentato le cronache della cultura francese, quindi vorrei le sue impressioni su questo episodio culturale. Vous autres en Italie, vous avez la chance d'avoir connu des partis de gauche. Voi italiani avete avuto la fortuna di essere stati in diretto contatto con movimenti di sinistra, cattolici o laici che siano, che hanno costruito per voi fermenti culturali positivi. La sinistra italiana è anticonformista, sempre attenta al discorso culturale, non è dogmatica. In Francia invece le sinistre, diciamolo pure cinicamente, hanno sempre optato per i buoni sentimenti e per l'ignoranza. In Francia chi si schiera dalla parte della cultura o della conoscenza, per quel tanto di meticoloso e di tecnico che c'è in essa, è subito tacciato dal Partito Comunista di schierarsi dalla parte dei cattivi sentimenti. Credo che ci sia da operare in Francia una totale riconversione del sapere. Credo che occorra rivalutare il sapere secondo principi etici, sia in campo morale che politico. Sapere non significa essere un tecnocrate, né possedere delle conoscenze tecniche significa, come pretende il Partito Comunista francese, scegliere la destra a detrimento della sinistra politica o il potere dei funzionari contro la democrazia. Savoir, ce n'est pas forcément être un technocrate. Avoir des connaissances techniques n'est pas forcément opter pour la droite contre la gauche, pour le pouvoir des fonctionnaires contre la démocratie.